24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. A un anno di distanza dall'alluvione che colpì il Veneto, la Federazione regionale degli ordini degli ingegneri della regione ha donato alla Protezione Civile 2 motopompe carrellate. Gli strumenti del valore complessivo di circa 70.000 euro sono particolarmente utili per far fronte a eventuali emergenze idrauliche che si possano verificare in tutto il territorio regionale. La consegna e una prova delle motopompe è stata occasione propizia per fare il punto della situazione sugli interventi sinora effettuati per la ricostruzione e su quello che rimane ancora da fare. Con i 300 milioni che abbiamo avuto dallo Stato, 150 milioni li abbiamo usato per riparare ciò che è stato rotto dall'alluvione e 150 milioni li abbiamo utilizzato per saldare i danni dei nostri cittadini. Ci vorranno per mettere a norma, se così vogliamo dire, o comunque senza rischio idrogeologico il Veneto 2 miliardi e mezzo e oltre di euro. È una cifra impensabile per il Veneto. È ovvio che deve essere una programmazione pluriennale dove comunque noi vogliamo iniziare a fare, senz'altro dal 2012 con il nuovo bilancio. Noi stiamo lavorando con grandi sinergie fra tutte le istituzioni e soprattutto anche con i sindaci dei paesi più alluvionati, proprio per cercare di mettere in sicurezza il territorio, ma soprattutto di dare sicurezza ai cittadini. La visione di referti ed esami da parte degli specialisti pubblici e privati convenzionati costituisce il completamento della prima visita ed è quindi erogata senza oneri tariffari a carico del servizio sanitario regionale. Nessun ticket sarà quindi dovuto al cittadino. È questo il contenuto dell'accordo raggiunto ieri al termine di un incontro tenutosi in giunta regionale tra l'assessore alla sanità Luca Coletto ed i rappresentanti delle organizzazioni e dei sindacati dei medici del Veneto, convocato per chiarire la questione del presunto nuovo ticket di 3 euro legato alla delibera di revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche recentemente approvato dalla giunta regionale. Il TAR del Veneto, nell'udienza collegiale di ieri, ha ulteriormente rinviato al 3 novembre prossimo la decisione sulla richiesta di sospensiva della caccia in deroga avanzata da un'associazione ambientalista. A quanto ci è dato di sapere, la motivazione sarebbe quella di attendere il pronunciamento della Corte Costituzionale sotto i profili della competenza. Noi comunque rimaniamo convinti delle nostre buone ragioni ed attendiamo di conoscere a breve i contenuti di questa nuova decisione di rinvio. Ne ha dato notizia l'assessore regionale alla caccia Daniele Stival. Nel rispetto per le decisioni della magistratura, ha sottolineato Stival, speriamo che il pronunciamento della Suprema Corte arrivi al più presto, anche perché la stagione venatoria è in pieno svolgimento. È stato ritrovato in acqua con i piedi legati il cadavere di una donna di circa 50 anni, probabilmente dell'est Europa. Segnalato da una passante alle prime ore di questa mattina, è stato ripescato sotto il ponte di Noventa Padovana, all'interno delle Chiuse, sull'argine destro del fiume Piovego, all'altezza di via Sabbioni. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri e i vigili del fuoco. La donna aveva una corda di una tapparella stretta intorno al collo e allacciata poi alle caviglie, come un incaprettamento. Le mani sono state trovate libere. Si tratta, dalle prime informazioni, di una donna di razza caucasica, alta 1,60 m. Il corpo non presentava segni di violenza e non è stato trovato alcun documento d'identità. Indossava una felpa in pile, pantaloni di color marrone e scarpe da ginnastica. Il cadavere era in acqua, secondo i primi accertamenti del medico legale, da almeno 24 ore. Le chiuse sono state aperte ieri mattina, pertanto il corpo, che non può essere stato trascinato lì dalla corrente, è arrivato in quel punto tra ieri e stanotte. Resta da capire se portato da qualcuno o se la donna ha deciso di compiere un gesto estremo gettandosi nel fiume. I carabinieri stanno ora facendo una ricognizione del canale per verificare se ci siano eventuali tracce utili alle indagini.
Le fiamme gialle hanno fatto scattare all'alba di oggi in tutto il Veneto una capillare operazione ispettiva sui cantieri edili ed opifici alla ricerca di lavoratori in nero, che sfruttati e senza certezze sulla stabilità del rapporto d'impiego vedono negati i diritti alla salute ed alla sicurezza, previdenza e assistenza. La strategia operativa delle fiamme gialle nel Veneto, come in tutto il territorio nazionale, risponde alle esigenze di contrasto dello sfruttamento dei lavoratori, che frena crescita ed economia legale e favorisce la proliferazione di forme di criminalità diffuse. L'operazione ha visto impegnati 400 finanzieri nell'esecuzione di 250 controlli mirati ad attività imprenditoriali gestite da italiani e anche da extracomunitari operanti nel settore dell'edilizia. Nel corso del blitz sono stati individuati 483 lavoratori tra irregolari ed in nero, con la sospensione di 2 cantieri per gravi responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. Mercato della prostituzione. Sesso in Veneto vale 54 milioni. 100.000 clienti saltuari e 30.000 affezionati generano utili per gli sfruttatori di circa 35 milioni di euro. Un business che non conosce mai crisi. Tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.